Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi vi racconto questa storia qua che inizialmente era partita come un esperimento. Qualche settimana fa vi ho chiesto nelle stories: mi servirebbe il vostro aiuto perché vorrei la vostra opinione su degli argomenti, principalmente riguardante la community dei maker. Vi farò varie domande. La prima è: che cos'è un maker secondo voi? Per avere un feedback e capire se la mia community sa chi sono i veri maker. Questo poi ha generato una montagna di risposte. Alcune sensate, altre un filo meno. E leggendole poi mi sono venute in mente altre domande che poi successivamente vi ho posto. E ho pensato, sarebbe interessante però porre queste domande ai maker di YouTube Italia. Quindi oggi vediamo se riusciamo a dare una risposta a tutte queste domande che vi ho posto e alla domanda essenziale che è: chi sono i maker? Ciao a tutti, io sono Luca, probabilmente mi avete visto in un video di Matley perché sono stato il suo stagista per 2 mesi e ora sono venuto qui a Peschiera a trovare Mario e mi farà qualche domandina. Secondo me un maker è una persona che è in grado di sapersi arrangiare con quello che ha, cioè riuscire a mettere insieme qualsiasi cosa oppure quelle cose che lui dispone e portare a casa il suo obiettivo. A mio avviso il maker oggi, per come lo intendo io, è un po' l'alchimista di una volta. Ali di pipistrello, coda di rospo, in questo caso una spruzzata di USB e il gioco è fatto. È una persona che non si limita mentalmente in nessun modo, mette insieme diverse discipline e riesce a tirar fuori qualcosa di interessante. Per me l'essere maker è quasi una filosofia di vita, nel senso che una delle prime caratteristiche che deve avere il maker è essere curioso a 360 gradi, quindi non solo nelle attività che svolge all'interno del proprio laboratorio, ma anche all'esterno, deve aver voglia di imparare, di conoscere, di capire le cose. Io mi sono sempre basato sulla definizione di maker che dava Wikipedia, anche se non la sposo in toto. Wikipedia dice che un maker è un artigiano digitale, cioè una persona che svolge attività di bricolage e fai da te con tecnologie digitali, ed è proprio qui che non la sposo, perché secondo me un maker è una persona che costruisce un qualcosa avvalendosi di qualsiasi mezzo, strumento, materiale abbia a disposizione e sappia lavorare. È ovvio che poi è nell'indole del maker non focalizzarsi su una sola materia, ma voler esplorare quante più materie possibili. Personalmente non mi sono mai piaciute le definizioni rigide dentro il quale inquadrarsi o inquadrarmi. Maker invece è una di quelle definizioni che è assolutamente fumosa, nessuno sa cosa significhi e quindi forse mi piace un po' di più. Maker secondo me è uno che fa cose magari utilizzando tecnologie o tecniche provenienti da campi diversi. Secondo me si può definire maker chiunque sia mosso da una volontà di fare determinata dal fatto di capire come funzionano le cose, determinata dal trovare una propria strada, un proprio approccio per realizzare qualcosa e quindi non seguendo per forza un canone prestabilito di apprendimento o tecnica, ma più che altro sperimentare, capire e arrivare a una soluzione attraverso il ragionamento empirico e le prove. Secondo me un maker è uno che ha sempre saputo di esserlo, non lo possiamo etichettare perché ad esempio un maker è uno che a 10 anni gli hanno regalato il primo trenino, lo ha smontato in 10.000 pezzi perché voleva capire come funzionava. Quello è un vero maker, è una persona che lo sa da sempre di esserlo. Per me il maker è il classico fai da teista del sabato e la domenica, ma applicato, passatemi il termine, alle nuove tecnologie. Questa è per me la definizione maker, il classico fai da teista rapportato ai giorni nostri e soprattutto nel digitale. Beh, secondo me un maker è una persona che riesce a usare la propria fantasia e il coraggio, perché comunque ci vuole coraggio anche nel buttarsi nella costruzione di un progetto, e soprattutto riesce con le proprie mani a realizzare degli oggetti che magari in commercio non esistono, o se esistono, facendocele con le proprie mani riusciamo a farle addirittura meglio. Un maker è un po' come un bambino curioso, solo un po' più grande, a cui nessuno può dire questo non puoi farlo. Ciao Mario, secondo me un maker è la figura che sta a metà tra un artista e un artigiano, perché possiede le capacità manuali, possiede creatività, possiede curiosità, e quindi penso proprio che sia quella figura che può trasformare una sua idea in un progetto reale. Domanda poco scontata, ovviamente una parola italiana, ma che non è stata sempre italiana. Infatti, andiamo a vedere questa rivista Sistema A del 1957. Il maker era considerato un arrangista. La parola maker in italiano per me è arrangista. Ed è esattamente quello che implica essere un maker, colui che si arrangia, colui che non sa probabilmente fare niente ma prova a fare tutto. Secondo i miei super calcoli complicatissimi,
avete risposto per il 95% in linea con le risposte che avete appena sentito. Il 4% ha dato delle risposte appena differenti, ma comunque il succo era quello lì. L'1% invece ha dato delle risposte che per me sono cagnate totalmente. Per quanto mi riguarda, io concordo con i miei colleghi, nel senso un maker è una persona principalmente curiosa e che cerca di trovare sempre una soluzione ad un determinato problema. Vi faccio vedere una piccola scrittina che ho qua in laboratorio. La necessità è la madre di tutte le invenzioni. Questa qui è una cosa che ho appeso anni fa perché è quella da cui parte ogni grande idea. Uno ha la necessità di un determinato attrezzo, di fare un determinato lavoro e lì scatta l'inventiva del maker o in generale l'inventiva che ti fa cercare una soluzione alternativa al tuo problema. Allora, tutte le risposte date finora mi stanno piacendo, mi fanno fare altre domande, per cui vi pongo molto velocemente: qual è secondo voi la caratteristica che accomuna ogni maker? Non skills, cose da fare, qual è la caratteristica secondo voi? Secondo me la caratteristica che dovrebbe avere un maker è una persona che probabilmente non si fa problemi e affronta qualsiasi tipo di avventura che gli si presenta davanti, ma credo che soprattutto dovrebbe essere una persona creativa, che quindi sappia arrangiarsi con la sua creatività. A parer mio, la curiosità. La curiosità è la base di ogni maker perché va a sposarsi poi con la creatività. Un maker si definisce tale quando riesce ad implementare, come ho detto prima, più materiali, più tecniche di lavorazione, più tecnologia se vuoi, ma non è indispensabile che ci sia la tecnologia, perché magari il maker è anche quello che cerca su YouTube le informazioni o su internet in generale e quindi si avvale di uno strumento digitale per poi applicarle nel progetto che in quel momento sta portando avanti. Prendiamo ad esempio D-Resta. D-Resta forse è universalmente riconosciuto come il miglior maker in circolazione, comunque uno dei migliori. Perché ci ricordiamo tutti di D-Resta? Non perché l'abbiamo visto saldare in maniera impeccabile, utilizzando tutti i DPI, rispettando tutte le procedure. Noi ci ricordiamo di D-Resta perché tira fuori dei prodotti originali che non abbiamo mai visto e perché lo vediamo trafficare, come si dice in gergo, con il legno, col ferro, con l'alluminio, fa mille cose e le fa tutte bene. È quella la cosa che contraddistingue un maker da qualcun altro, cioè saper mettere le mani ovunque e avere veramente la voglia di apprendere qualsiasi attività, qualsiasi nuova disciplina. Credo che sia l'urgenza e il bisogno di fare. Secondo me sono decisamente le due caratteristiche principali di un maker. La caratteristica che secondo me è importantissima in un maker è la creatività e molto spesso pensiamo di non essere creativi, ma secondo me lo siamo. Perché creatività? Perché molto spesso noi risolviamo problemi che non sono triviali, che non sono di facile soluzione, ma riusciamo comunque in qualche modo, in base alle conoscenze che abbiamo provenienti da diversi settori e agli attrezzi che abbiamo, ai materiali che abbiamo, a risolvere il problema. Secondo me le caratteristiche principali di un maker devono essere due: la volontà di sperimentare e soprattutto la volontà di imparare attraverso la sperimentazione e sperimentare cose nuove per impararle. Questo deve essere il motto ispiratore di un maker, non importa cosa produce, come lo produce e neanche necessariamente in prima battuta la qualità ultima del manufatto che va a creare, ma è proprio il fatto di voler crescere e sperimentare in prima persona tutto ciò che gli capita sotto mano, dal legno al ferro all'elettronica. Non c'è un campo d'adozione per la parola maker, secondo me. Il maker lo riconosci subito, è uno come me, è uno che quando deve comprare casa prima guarda quanto è grande il garage e poi vede tutto il resto di casa. È uno che quando deve fare la lista della spesa in mezzo ci mette pure i chiodi, la colla, lo stagno, la resina. È uno che quando deve spegnere la luce chiama Alexa. La passione è il motore che spinge tutto. La passione è la cosa che ti fa stare ore e ore in laboratorio dopo una giornata intensa di lavoro. La passione è quella che ti fa spendere per acquistare delle nuove attrezzature, per i libri, acquistare dei corsi di formazione. La passione è il motore che spinge ad essere un vero maker. Iniziamo col dire che esistono due categorie di maker, secondo me. C'è il maker, quello che è super precisino, perfettino, magari anche abbastanza ricco, nel senso che può permettersi attrezzature
professionali, e poi invece c'è il maker molto più grossolano, approssimativo, che punta di più all'idea interessante e non tanto alla cura del progetto in sé per sé, no? L'avete capito, io sicuramente appartengo alla seconda categoria. A me piace spendere zero per i miei progetti, averli funzionali, magari un po' bruttini, ma non mi interessa. Ritornando alla domanda, la caratteristica che rende un maker tale è sicuramente la voglia di mettersi lì a costruire, di fregarsene dei giudizi delle altre persone, perché alla fine quando si costruiscono oggetti c'è sempre quella persona che ti dirà: ah, io l'avrei fatto meglio, io avrei usato un'altra tecnica. Bisogna fregarsene, buttare i progetti, farli vedere online e dare ispirazione alle persone, no? La curiosità, l'esperienza, ciò che interessa è imparare continuamente cose nuove, non tanto raggiungere un determinato risultato finale, perché è più una scusante l'obiettivo finale, il target. Ciò che interessa al maker è il percorso, ciò che lo ha portato a raggiungere quell'obiettivo. Secondo me la caratteristica di un maker, quella principale, è la versatilità. La capacità di essere versatile in ogni ambito e poter creare e metter mano su ogni cosa, senza nessun limite. È proprio la persona che non si ferma davanti ai limiti pratici, anzi, i limiti pratici sono una opportunità fighissima che gli mette il fuoco dentro di provare a fare quello che vuole con ciò che ha o non ha. Tornando alle mie statistiche professionali, il 97% di voi ha risposto in linea con tutti gli altri, il 2% leggermente diverso e l'1% anche qua cagnato totalmente. La capacità numero 1 che deve avere ogni maker, secondo me, di base è la curiosità. Io almeno ragiono così, alla base c'è la curiosità per tutto. Io sono ossessionato nel capire come funziona ogni cosa. Alla base c'è questo, c'è lo studio poi nel capire come funziona, poi successivamente mettermi in gioco e vedere la curiosità se sono in grado di eseguire una determinata lavorazione o di fare un certo progetto. Di solito i clienti che prendo non sono progetti semplici o robe scontate. Cerco di spiegare molto in breve. Quando viene magari qualcuno, conosce quello che faccio e mi viene a proporre un progetto, se è una cosa particolare o qualcosa che mi stimola, ben venga, gli dico di sì quasi sicuramente, a discapito dei soldi, perché mi è capitato di chiedere cifre molto basse per un progetto molto grande, solo per il fatto che era qualcosa che mi metteva alla prova, che mi faceva uscire dalla mia zona di comfort. Se uno invece mi viene a proporre qualcosa di scontato, di solito lo mando all'IKEA o da chi gli costa meno fare quel lavoro lì. Questa è un po' la filosofia che cerco di fare io proprio anche con i clienti. Ormai per il passaparola si sa che faccio queste cose un po' particolari, quindi passiamo alla prossima domanda. Secondo voi quanto conta l'attrezzatura per un maker nella buona riuscita di un progetto? L'attrezzatura secondo me non conta niente, perché alla fine tu puoi arrangiarti, quindi se ti serve un morsetto te lo puoi costruire da solo, se ti serve qualsiasi altra cosa, anche ovvio magari le cose principali, quindi un trapano, un cacciavite, quelli per forza bisogna averli, però il resto secondo me di sana pianta potresti inventarlo tranquillamente. Tecnicamente quando c'hai la curiosità, il voler sperimentare, puoi anche andare in prestito dell'attrezzatura da qualcun altro. Per fare il maker significa che ti stai mettendo in gioco, stai esplorando il mondo, ma anche lì non c'è un'attrezzatura che ti definisce maker. Già solo il cacciavite, lo scalpello e il martello ti definisce maker se per ottenere un manufatto hai utilizzato quegli due strumenti più internet per capire come dovevi modellare quell'oggetto. Le attrezzature non sono assolutamente una discriminante, la discriminante per me è l'idea. Il maker può avere anche attrezzature base, ma con l'idea riesci a sopperire alla mancanza di attrezzature. Posta politicamente corretta è no, non ti serve nessuna attrezzatura, è tutto nella tua testa, tutto nelle tue mani, sei tu il vero maker, non l'attrezzo. Però per come la vedo io, se corri una corsa di Formula 1 con una Dacia Duster, devi accettare il compromesso che ci metterai molto più degli altri ad arrivare. Arriverai comunque in fondo, ma facendo molta più fatica, a meno che tu non sia davvero il maker.
allora in quel caso probabilmente monteresti un razzo dietro la Dacia. Ecco, secondo me tutto è relativo. Maker significa anche arrangiarsi, cioè riuscire appunto a risolvere un problema in base alle conoscenze che abbiamo, agli attrezzi che abbiamo, anche se spesso gli attrezzi non sono l'attrezzo super fashion che vorremmo. Però come dicevo, tutto è relativo. Chiaramente utilizzare un attrezzo migliore, di qualità migliore, più preciso, magari che fa anche meno polvere, sicuramente ci porterà ad avere una realizzazione migliore, più precisa e probabilmente anche in meno tempo. Allora, secondo me per essere maker l'attrezzatura non conta praticamente niente, perché maker è uno stato mentale, diciamo, più che qualcosa di pratico che si può vedere. Per fare il maker invece l'attrezzatura è parecchio importante. Avere attrezzatura di qualità, avere gli attrezzi giusti, ti fa arrivare alle soluzioni più giuste, o meglio le soluzioni che vuoi approntare, senza necessariamente bisogno di doverti inventare qualcosa per inventare qualcosa. Il rapporto tra maker e attrezzatura è un po' quello tra pilota e macchina in Formula 1. Il pilota deve essere già un buon pilota, ma con la macchina giusta e lavorando insieme ai meccanici che forniscono la tecnica giusta può ottenere risultati nettamente migliori. L'attrezzatura sì, in effetti conta, ma non troppo, a parte che comunque il bravo maker sa tirar fuori da un'attrezzatura non eccezionale dei progetti fantastici. E comunque sì, un pochino conta, anche perché essendo un artigiano che lavora con nuove tecnologie digitali è naturale che comunque queste tecnologie continuano ad aggiornarsi nel tempo, e anche un maker naturalmente ha la voglia di stare appresso a tutte queste nuove tecnologie e mettere le mani su tutte queste nuove tecnologie, naturalmente. L'attrezzatura è importante in base alle proprie esigenze, sia di budget ma soprattutto di quello che si vuole andare a realizzare. Ci sono maker e quindi persone che realizzano i progetti per un'intera vita con una pialletta e magari un banco sega base, e poi ci sono maker che allestiscono dei super mega galattici laboratori. Io sono andato avanti anni e anni e anni con pochissima roba, avevo tendenzialmente solo un trapano, un flessibile e la saldatrice. Poi pian piano mi sono evoluto, per fortuna. Adesso ho un'officina come si deve, sono gelosissimo di tutti quanti i miei attrezzi, nel mio disordine trovo tutto. Secondo me non è importante l'attrezzatura, ma è importante appunto la voglia di fare, perché poi, anzi, se si ha poca attrezzatura, il cervello si stimola per riuscire a risolvere i problemi con quello che si ha. Quindi andando avanti negli anni e migliorando gli attrezzi, si riescono a fare cose ancora più fighe. Sì, secondo me è meglio partire con pochi attrezzi e migliorarsi negli anni, piuttosto che partire già con un'attrezzeria enorme e poi comunque non si stimola il cervello a crescere, non ci si evolve. Ci sono persone che utilizzano la mancanza di attrezzatura come scusante per dire non posso fare questa determinata cosa. Un maker fa l'esatto opposto invece. La mancanza di attrezzatura, la limitazione nel riuscire a fare qualcosa, per lui diventa uno stimolo, una sfida, nel cercare la soluzione alternativa, nello sperimentare e nel riuscire a ottenere lo stesso risultato. A parer mio conta tutto e non conta niente. Ovvio che se uno è agli inizi bastano le mani e qualsiasi attrezzo di qualsiasi qualità. Se invece sono un maker che produco mobili di prestigio, ovviamente l'attrezzatura è fondamentale, deve essere proporzionata ai lavori che eseguo. Se prendi in considerazione la mia definizione di maker, ossia l'arrangista, l'ho già detto, la caratteristica principale è non fermarsi davanti ai limiti, anzi fare in modo che questi siano uno spunto in più. Se pensi di avere bisogno di alcune attrezzature particolari per poter fare quello che vuoi, probabilmente sei più un artigiano. Ovviamente per fare cose specifiche che magari vuoi rivendere o che ne so, magari hai proprio bisogno di alcune cose, vuoi tornire una roba, hai bisogno di un tornio probabilmente. Queste risposte invece avete proprio spaziato in un altro senso. Il 60% di voi ha dato delle risposte in linea con gli altri, il 30% leggermente differenti, mentre il 10% ha dato delle risposte completamente errate. Io penso che l'attrezzatura serva al 50%, ma mi spiego meglio. Ovviamente per fare certi lavori ti servono certi attrezzi come il trapano o altre cose, quelli non li puoi costruire. Però piano, non c'è neanche bisogno della cosa super top gamma plus ultra mega figa. Ok? Io quando sono partito ho comprato tutto, ma dico
tutto della Heinel. Non era una marca così considerata, però ho voluto dar fiducia e ho comprato dalla pialla filo spessore al soffiatore delle foglie, al banco sega, alla troncatrice, trapani, qualsiasi cosa l'ho comprata. Perché? Perché quelli, uno, sono attrezzi da battaglia e due, la mia competenza non era così alta. Alcuni di voi mi hanno risposto con delle metafore, come ha detto il buon White Ghost: per fare una gara, se tu ad un pivello dai una Ferrari, facilmente rimarrà un pivello. Questo ha un po' a che vedere anche in questa sfera qui degli attrezzi, perché se non sai utilizzare uno strumento professionale, non ti cambia niente usare quello o uno più basso, per cui vi invito a iniziare con qualsiasi cosa al minor prezzo che riuscite a trovare. In questo sta una grande fortuna rispetto a chi può avere tutto all'inizio, nel senso, se uno ha qualsiasi attrezzo che si può permettere, mettiamo per caso, all'inizio secondo me si va a perdere una capacità fondamentale, che è proprio quella di inventarsi o trovare la soluzione quando ci manca un determinato utensile. Cazzatissima, è passato qua Gabri un mesetto fa, ci mancava un cacciavite Torx lungo, tranquillamente ne abbiamo preso un altro, modificato al tornio, abbiamo fatto robe veramente pessimi da vedere, però il lavoro l'abbiamo portato a casa. Per cui se dobbiamo racchiudere, secondo me, tutto questo in un'unica frase, potrebbe essere: fai il meglio che puoi con quello che hai. Basta. Poi ovviamente anch'io, se torno indietro a guardare i miei primi progetti, mi fanno schifo, perché oggi ho delle competenze diverse, ma non avrò mai il rimpianto di dire avrei potuto farlo diversamente, perché sono certo di aver dato il massimo in quel momento con quello che avevo. Punto. Passiamo ora all'ultima domanda. Che differenza c'è secondo voi tra un artigiano e un maker? Secondo me la differenza tra un artigiano e un maker è che l'artigiano va a comprarsi l'attrezzatura, mentre il maker nasce anche per autocostruirsela, quindi modellarsela su se stesso e non comprare già il pacchetto prefatto. E di sicuro un artigiano lo fa più perché non è un lavoro al 100%, mentre il maker lo fa perché di base c'è la passione dietro, che è una cosa fondamentale. A parer mio, questa differenza però è una differenza che ho nella mia testa, è una differenza basilare, nel senso che un artigiano è focalizzato su una materia. C'è l'artigiano falegname, l'artigiano tappezziere, l'artigiano pellettiere, si dice pellettiere? Conciatore. Poi sì, c'è l'artigiano che magari padroneggia due materie, tipo il tappezziere, un qualcosa di falegnameria lo sa fare, ma il maker si spinge oltre. Non si accontenta alle due materie che porta avanti su quella strada per tutta la vita, ma implementa altro e quindi magari ha una minima base di lavorazioni in resina, ha una minima base di conoscenze sulla stampante 3D che gli possono servire o da implementare i progetti o per costruirsi quegli aggeggi che il maker necessita per le lavorazioni particolari. L'artigiano è colui che eccelle sicuramente in un'attività, raggiungendo in quel settore un livello mediamente più alto del livello che può raggiungere un maker, e mette quelle sue capacità a servizio di un'attività lucrativa, quindi rispetto ad un cliente. Mentre non è detto che le capacità di un maker poi si trasformino necessariamente in un'attività lavorativa. Per come la vedo io non c'è questa linea così marcata tra l'artigiano e il maker. La differenza forse più grande è il fatto che l'artigiano nella mia testa è comunque un professionista specializzato in un settore ed è probabilmente il top di gamma in quel settore lì. Questo è il suo valore aggiunto. Il valore aggiunto di un maker invece è quello che dicevo prima, cioè una persona che abbraccia più discipline e riesce a farle coesistere. Secondo me artigiano e maker sono in qualche modo sovrapponibili, diciamo che ci possono essere artigiani che sono maker, maker che sono artigiani, ma anche maker che non sono artigiani e viceversa. Artigiano secondo me è quella persona che utilizza la sua arte e magari molto spesso una singola arte per realizzare degli oggetti manualmente, per esempio un falegname o qualcosa del genere, mentre maker è una persona che utilizza più tecniche, più tecnologie all'interno dello stesso prodotto. Un artigiano è più votato alla produzione, per quanto in serie limitata e non in maniera industriale, risponde a un'esigenza di tipo commessa, di tipo cliente, svolge
svolge un lavoro portato a produrre un manufatto secondo le esigenze di qualcuno. Il maker invece produce un manufatto determinato non tanto dalle proprie esigenze ma dalla volontà di capire e sapere come viene fatto qualcosa, arrivare a una soluzione, fare un percorso personale. Questo è il vero, secondo me, obiettivo del maker, non il produrre l'artefatto finale. La differenza tra un maker e un artigiano non esiste, perché un maker è un artigiano, è solamente un artigiano più evoluto, un artigiano che sa spaziare tra varie tematiche. Quindi non possiamo etichettare un maker e dire no, tu sei un maker o tu sei un artigiano. Secondo me non è possibile. Per me è la stessa cosa, per me il maker è l'evoluzione dell'artigiano. Chi ha sempre costruito, chi è stato sempre nel proprio laboratorio, però c'è stata l'evoluzione nella nuova rivoluzione industriale, come dico io, dei nostri giorni, cioè la rivoluzione digitale, nel senso che abbiamo avuto, e come ho detto all'inizio nella prima domanda, l'applicazione delle nuove tecnologie. E quindi per me non ci sono differenze, perché per me il maker è l'evoluzione dell'artigiano. Bella domanda. Beh, artigiano secondo me lo fa più per lavoro, lo dice la parola stessa. Il maker invece è più una persona che secondo me lo fa per hobby. Questa potrebbe essere la differenza proprio nel lessico. E l'artigiano magari non ha tanta voglia di farlo, ma si trova costretto a farlo perché è il suo lavoro. Il maker invece ci mette tutta la passione e il proprio amore nel farlo quando ha un momento libero. Almeno questo è come la vedo io. Io come mi definisco, anche se non me l'avete chiesto, mi definisco un maker. Non sono un artigiano, tutto quello che faccio lo faccio perché ho passione e costruisco solo quello che mi viene in mente, di cui ho bisogno. Nel cercare di sbrogliare questa matassa dalla mia testa sono andato a crearmi uno schema che riassumesse un po' il mio pensiero e non sto a rileggerlo, è qui, guardatelo. Sono andato anche a inserire delle parole inventate tipo poliartigiano, ma lascia stare, cose mie. Potrei definire un artigiano chi ottiene col tempo maggiore esperienza in una specifica competenza, mentre un maker ha la necessità di acquisire sempre nuove abilità, nuove competenze e ovviamente a discapito dell'esperienza. L'artigiano è colui che probabilmente dedica la sua vita alla creazione di specifici manufatti, ha tutte le informazioni istituzionali e non affinché il suo manufatto possa essere fatto nel migliore dei modi. Probabilmente l'artigiano è anche colui che viene pagato per quello che fa. Il maker è colui che probabilmente fa un lavoro completamente diverso, ma non vede l'ora di arrivare a casa per disfare qualcosa o cercare di creare qualcos'altro. Quindi secondo me questa è la definizione o la differenza tra artigiano e maker. Mi viene già da ridere, ragazzi. Allora, artigiano versus maker, la domanda del secolo che ha scatenato il putiferio. Ok, il 50% di voi ha dato delle risposte in linea con quelle che avete appena sentito, il 25% ha dato delle risposte differenti ma comunque su quell'andazzo lì, e il 25% ha dato delle risposte totalmente fuori di testa. Qui apro una grande parentesi e provo a dare una mia visione della differenza che c'è tra artigiano, maker e hobbista. Partiamo dall'hobbista. È un appassionato del fai da te che fa lavori saltuari, quindi si sistema il mobiletto, si monta la cosa, si compra le cosine. È una persona che sa fare qualcosina, si arrangia nel suo, ma e non ricerca magari un certo tipo di qualità del lavoro. Il lavoro deve essere fatto, funziona, perfetto, i dettagli li lasciamo a qualcun altro. Poi c'è il maker, che non è secondo me un appassionato di fai da te, lui vive per imparare queste cose qua, ok? E che è uno che ricerca un certo tipo di finitura, un altro tipo di lavoro, è uno che si mette in gioco, che sperimenta sempre, esce dalla sua zona di comfort e spazia soprattutto in tantissimi campi, che possono essere dalla falegnameria al ferro, alle resine, al cemento, macchine a controllo numerico, stampanti 3D e quant'altro. E poi c'è l'artigiano. L'artigiano padroneggia alla stragrande un'arte, che può essere la falegnameria. Cosa fai? Mobili, perfetto, e fa quello tutta la vita. Un maker, secondo me, se lo metti a fare una cosa tutta la vita, dopo un mese esplode.
Queste qui secondo me sono le piccole differenze che ci sono tra hobbista, maker e artigiano. Certo che nulla vieta che un artigiano possa essere un maker se conosce e sia appassionato di tante altre cose, e nessuno vieta che un maker possa essere un artigiano. Poi tutto questo sta anche al singolo individuo nel capire lui che cosa vuole fare, perché magari uno si accontenta delle sue robette fatte, punto. C'è chi si accontenta di fare delle cose un po' più professionali, di avere il dettaglio preciso al millimetro, qualcuno schizzato come me che deve avere tutto preciso in linea nelle sue scatolette, ogni dettaglio di ogni manufatto che fa deve essere perfetto perché devo essere io prima convinto, non devo convincere il cliente che sia un lavoro fatto bene. Lo faccio principalmente per me, non per il cliente. Deve essere qualcosa che mi deve venire da dentro, la spinta. Non ci guadagno a fare un lavoro per un cliente e basta. Devo essere io spinto da dire ho portato a casa un lavoro incredibile oggi. Questa cosa qua a me mi fa andare a letto col sorriso. Volevo poi aggiungere un'ultima cosa, perché è stato spesso confuso che i maker sono quelli delle community, i maker sono quelli dei video. No, perché non tutti hanno voglia di perdere giornate intere a registrare video come questi, passare una giornata a montare per poi pubblicare, per ricevere indietro cosa? 10 euro? Non penso che sia vantaggioso. E non sono solo quelli lì maker, questi sono alcuni maker che si sono messi a condividere il loro percorso, come faccio io con voi. Ma non è il mio obiettivo questo, fare video, io lo faccio per condividere, perché sono estremamente convinto che se un artigiano oggi non sfrutta i social e soprattutto il video come biglietto da visita, non so quanto puoi tirare avanti. Questo è il canale, per me è un biglietto da visita, è un mio portfolio che fa vedere alla gente che sono in grado di fare. No che è un passaparola a sapere, tu vedi, hai un video che te lo testimonia nero su bianco, non ci sono cazzate di mezzo. Poi ogni maker o artigiano decide di monetizzare in 1000 modi differenti. C'è chi vende i suoi articoli da artigiano, chi come un maker si mette a fare un canale per riuscire ad attirare un pubblico, per poi magari vendere i suoi prodotti, per vendere dei servizi o delle consulenze, o quello che preferite, ma di certo non è fare video che rende un maker tale. Quelli che mi hanno risposto così, nah. E dopo tutto questo mega pippone, che non so neanche quanto durerà alla fine nel spiegarvi la differenza fra artigiano, maker o hobbista, spero solamente di non avervi incasinato di più le vostre idee in testa. Se volete lasciate qua sotto nei commenti la vostra opinione o rispondete alle 4 domande, ma mi raccomando, l'unica cosa, siate gentili con le opinioni degli altri, perché tutti hanno il diritto di avere un'opinione diversa dalla tua. Voglio ringraziare tutti i maker che hanno partecipato e che hanno dedicato un po' del loro tempo per aiutarmi a creare questo contenuto, e ovviamente grazie anche a tutti i Patreon che continuano a supportarmi attivamente nel mio progetto. Se non sapete che cos'è Patreon, volete supportarmi in vari modi, trovate il mio sito qua sotto dove c'è merce, tutto bim bum bam piccozza, quello che volete. Vi ringrazio sempre per la visione e il vostro supporto e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.